Grazie Patrizia Peretti del Grande Nord. Buonasera, bentornata grazie. Patrizia. Guardi, io direttore, sia per quanto riguarda la quota 100 che il reddito di cittadinanza, credo purtroppo siano le dirette e prime conseguenze di una campagna elettorale che ha fatto grandi promesse e che quindi qualcosa deve far vedere che sta cercando di portare a casa, che forse non è fatta benissimo, però noi ci abbiamo provato, che forse non andrà bene, ma a chi non va bene è perché è brutto e cattivo. Ecco, allora, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, io mi auguro che segua le stesse sorti di un'altra promessa fatta dal governo in campagna elettorale, che è quella dell'autonomia del Veneto, che lei sa che la mia regione è la cosa che mi sta più a cuore. L'autonomia, abbiamo visto che questo governo non ha la minima voglia, la minima intenzione di concederla, quindi io mi auguro che anche per il reddito di cittadinanza il governo mantenga la parola, così per come ha fatto sull'autonomia. Reddito di cittadinanza è una cosa che non può stare in piedi anche facendo due conti, come diceva Ivan prima, della serva, perché 780 euro a testa per 5 milioni fa 40 miliardi al mese, grosso modo, che lo Stato in questo momento non ha. Aggiungiamo che chi va a beneficiare di questo eventuale reddito di cittadinanza non sono soprattutto i cittadini del nord, sono soprattutto i cittadini del sud, perché se a Crotone beneficerebbe del reddito di cittadinanza una famiglia su 4, se non vado errata, a Treviso i numeri non sono questi, ma vanno a dividersi in maniera esasperante. Il Grande Nord è sulle piazze da dicembre a raccogliere le firme contro il reddito di cittadinanza, perché abbiamo raccolto le lamentele di cittadini elettori che si sono fidati di votare per la Lega Nord, per il Movimento 5 Stelle, credendo nel cambiamento, e che invece purtroppo si rendono conto che forse hanno preso una cantonata e va a giovare di questi provvedimenti chi magari non se li merita più di tanto. Quindi io non posso che sperare nel naufragio, così per come è pensato, di questo provvedimento, ma non perché io non voglia avere attenzione verso le fasce più deboli della popolazione, ci mancherebbe, però è, come abbiamo detto, strutturato in maniera assolutamente sbagliata, è campato per aria, c'è la fretta, come ha detto già qualcuno, di voler fare qualcosa. Lo stesso per quanto riguarda il sistema delle pensioni, c'è chi si è stracciato le vesti davanti alla riforma Fornero, ma che rischia, dati alla mano, di fare peggio. Quindi pur di dire sì, io ho detto cancelliamo via la legge Fornero, l'abbiamo tolta, però se avevamo fatto peso il tacon che il buso, no? Ecco, come si dice da noi, allora forse bisogna stare un po' attenti. Quindi come lavoratore autonomo abbiamo la fatturazione elettronica, come giovani non c'è crescita, le nascite peraltro in Veneto stanno crollando in maniera disastrosa, quindi ecco, assunzioni non ce ne possono essere. Io penso siamo un paese bloccato, con le mani legate in questo momento qua, con dei provvedimenti che non porteranno alcun giovamento. Ecco, come Patrizia Peretti ha citato la vessata questione dell'autonomia, che non c'è purtroppo, non ancora, ma noi siamo fiduciosi. Siamo proroga su proroga su proroga, sì, qui su si proroga, rinvia tutto, si rinvia non tutto. arriverà mai, non arriverà, perché non c'è la volontà, no? È una torta che non può essere spartita in questa maniera. È passato 1 anno e 3 mesi, e ovviamente è chiaro che è un percorso lunghissimo, ma siccome siamo stati un po' tutti illusi, no? Dice autonomia subito, c'era scritto sulla nostra bandiera qui, ora o mai più, è sempre stato detto, perché c'è il governo amico. Il governo amico, Salvini non mi pare che stia facendo molto per, diciamo, spingere, no? Le sembra? Cosa ne pensi? Assolutamente, io ricordo essere stata ospite da lei pochi giorni prima del voto sul referendum, e ricordo di aver detto facciamo attenzione perché chiaramente i veneti sono portati ad una voglia di autonomia e di indipendenza, quindi
quindi per la maggior parte voteranno favorevoli a questo referendum. Non pensiamo però che domattina, il giorno dopo il voto, ci alzeremo e sarà tutto meraviglioso con gli arcobaleni, gli unicorni e il Veneto sarà autonomo, perché non sarà così, sarà una trattativa lunga e dolorosa, e vedremo cosa la Regione riuscirà a portare a casa, perché chiaramente è ovvio che nel momento in cui la torta va divisa tra più persone, ma c'è già chi ne mangia delle fette, chi quelle fette le ha già, non ha nessuna intenzione di lasciarle per dividerle con gli altri, perché le regioni del sud hanno chiaramente paura di quello che può essere l'autonomia di una regione, perché nel momento in cui viene dato un aiuto anche dai contributi che arrivano dal Veneto alle regioni del sud, se quei contributi vengono a mancare, è chiaro che io non posso vedere una cosa del genere in maniera favorevole. Dopodiché è vero anche che siamo stati forse molto illusi, non un po' illusi, nel senso che pareva fatta. I veneti hanno votato, da domani siamo autonomi, io direttore lo sa, cioè, mirerei all'indipendenza, qualcuno dice non sarà mai possibile, lasciateci sognare, però forse potrebbe essere qualcosa di più di un sogno, nel senso che abbiamo visto, ci sono esempi attuali e meno attuali nella storia, che quando le trattative non vanno in porto, prima o dopo c'è qualcuno che alza davvero le barricate e cerca di ottenere le cose con un po' più di forza. Ora io non sto dicendo chiaramente di armarci e scendere in strada, però se, domani mattina vengo a trovarti, però se chiaramente il processo democratico di autonomia sta portando a questo, mi viene da pensare che forse potrebbe essere opportuno pensare di poter fare uno sforzo in più. Chiaramente i 5 Stelle, avendo il ministro Di Maio che non è di Bolzano Nord, non potranno essere favorevoli all'autonomia né del Veneto né dell'Emilia né della Lombardia. Io credo che sia un gioco Di Maio che auspica i gilet gialli, cioè che si associa ai gilet gialli, come mai qui io non gli auguro che succeda una cosa del genere, mi augurerei onestamente di no, non credo che sarebbe in grado di gestirla una cosa. Tornando al titolo, tutti in pensione o sul divano, no? E la crescita doveva finire. Che succederà qui nel nord-est, dove tra l'altro pare che non ci sia molto reddito, perché ha detto Giuseppe Conte, il 50% a sud, il 50% al centro-nord. Il nord sfugge via dimenticato. Ce la fa da solo il nord. Tutti in pensione o sul divano? Credo di no, quantomeno come veneta, come veneti non ci vedo tutti in pensione o tutti sul divano. Credo che siamo un popolo che si è sempre tirato sulle maniche, che ha sempre avuto voglia di lavorare e quindi anche di andare in pensione, certamente dopo un'onorata carriera lavorativa. Però non è che c'è il chiodo fisso sia quello. Come veneti possiamo avere il mito di dire resto a casa perché mi arriverà il reddito di cittadinanza. Anzi, ecco, io penso che ci sia più la voglia di trovare un lavoro, un impiego, piuttosto che ricevere delle sovvenzioni dallo Stato. Questo credo sia la realtà dei fatti, quantomeno qua da noi, quindi io non posso che augurarmi questo e non posso che coinvolgere tutti i cittadini che sono all'ascolto nel dire: siete contrari anche voi a questo reddito di cittadinanza, venite ai gazebo di Grande Nord, ci seguite nella pagina Facebook, nella pagina internet, vedete dove sono, e riusciamo a condividere questo malessere tutti insieme e far capire che il Veneto non vuole godere del reddito di cittadinanza, vuole rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare.